Nel video dei carabinieri gli istanti che precedono la violenta aggressione da parte di due padovani affiliati alla cosca Bellocco dei calabresi di Rosarno in provincia di Reggio Calabria, con il malcapitato che, preso anche a pugni, ha subito la frattura della mascella, per la quale si è reso necessario un intervento di chirurgia maxillofacciale di ricomposizione con una prognosi iniziale di 40 giorni, protrattasi poi per ulteriori 2 mesi con compromissione della dentatura. Fatti risalenti al 19 giugno dell'anno scorso, 9 gli arresti eseguiti anche in Veneto su mandato della Procura distrettuale antimafia, con il blitz all'alba della Guardia di Finanza, con coinvolte anche la Lombardia e la Calabria, con un totale di 45 arresti. Tra gli arrestati appunto anche i padovani Fabio Campagnaro di 50 anni e Alberto Reale 43 anni, gravitanti nel mondo dei reati fiscali e finanziari, che venivano assoldati dal clan dei calabresi dietro pagamento di un importo iniziale di 3.000 euro. Arrestati anche altri 2 veneti: Roberto Bortolotto 58 anni per detenzione illegale di un'arma da fuoco, la stessa con cui è stato minacciato di morte l'aggredito. Manette e polsi anche per Gianluca Vendrasco 40 anni della provincia di Treviso per traffico illecito di rifiuti.